In piedi a voce alta, legge la dichiarazione che c'è scritta su quel foglio, non occorre il microfono, non occorre. Consapevole della responsabilità morale di vita che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia coscienza. Si accomodi. Lei si chiama? Come? Come si chiama? Francesca Cipriani da Storio. E dove è nata? Quando... Sono nata a Popoli il 3 luglio 1984. E dove è residente? Sono residente a Milano in via Natale Battaglia 2. Parli bene al microfono Sì, e risponda alle domande che le fa adesso la difesa. Sì. Grazie Presidente. Buongiorno signora. Buongiorno. Lei conosce l'onorevole Berlusconi e se sì lo ha frequentato negli ultimi anni? Sì. Sì, da quando lo conosce signora? Lo conosco non è tanto, da un anno all'incirca. Guardi, deve parlare rivolta verso di noi, che questo garantisce anche che lei parli con la voce, con la bocca allineata al microfono, perché se fa così, come vede, non si sente più niente, invece così si sente bene. Prego, avvocato. Grazie Presidente. Scusi, siamo nel 2012, lei pensa di averlo conosciuto solo nel 2011? E dopo il reality La pupa e il secchione, quindi 2010 forse sarà. Farò fatica a collocarlo, quindi 2010 inizi, fine? No, verso la fine. Verso la fine del 2010. Sì. Senta, e dopo che l'ha conosciuto ha avuto modo di frequentarlo assiduamente, più volte, una volta? No, assiduamente no, alcune volte diciamo, raramente, di rado. Di rado, qualche volta. Scusami, devo girare. Senta, lei ha partecipato a delle cene anche? Sì. Con anche il dopocene? Beh, no, direi cena e basta. E basta. Nel dopocena lei non si è mai recata all'interno di una sala, musica, un teatro dove si poteva anche ballare? Ho visitato tutta la casa, tra cui anche altri piani oltre dove c'era la cena, quindi dove c'era lo schermo dove si possono vedere se c'era un teatro, c'era vari piani della casa, ho visitato un po' tutta la casa, sì. Ma lei ha mai partecipato a delle serate dopo cena? No. No, mai. Penso. Senta, lei, secondo la ricostruzione che ha fatto la Procura, doveva aver partecipato ad una serata del 19 di settembre Sì. del 2010. Adesso io non le chiedo ovviamente se ricorda espressamente quella serata, ma lei ha mai avuto modo di incontrare Carlo Rossella alla cena del Presidente? Sì, anche se non sapevo chi fosse, nel senso sì, c'era anche lui. Poi ha saputo chi era? Sì. L'hanno presentato? Sì. Scusi, lei che lavoro svolge? E purtroppo in questo periodo sono abbastanza ferma in televisione fin da quando ero piccola. Ero conduttrice di un telegiornale in Abruzzo, dopodiché ho fatto Il Grande Fratello nel 2006 e dopo una serie di programmi televisivi. E purtroppo questo... Senta, e quella serata ha conosciuto una ragazza che si chiamava Tumini Melania? No. No. Esclude di averla conosciuta oppure non gliel'hanno presentata? Non conosco questa persona, Non conosce questa non so persona. chi sia, che volto abbia. Nelle serate a cui lei ha partecipato Sì. c'erano poche persone, molte persone, come si svolgeva la serata? Stiamo riferendo alla serata, quella del 19? Beh, Sì, sì, tantissime intanto persone, tantissime. In questa Tante, serata, tante. in questa serata è accaduto qualche cosa di natura sessuale? Ci sono stati durante la cena spogliarelli, qualcuno ha toccato nelle parti intime Silvio Berlusconi? Assolutamente no. E per caso lei ha conosciuto un'altra ragazza in quella occasione di nome Imane Fadil? No. In altre occasioni? No, mai sentita. Senta, lei ha avuto da parte del Presidente Berlusconi delle elargizioni di somme di denaro? Sì. Sì. In che epoca? Allora, la sera del 19 settembre mi ha omaggiato di un braccialettino e di 2000 euro.
era praticamente per la vincita della pupessa, il braccialetto era come il regalo del reality, perché lui diciamo, mi ha voluto conoscere perché mi aveva seguito molto nelle sue reti Mediaset, quindi era diciamo contento, io ero onorata di questo, quindi mi ha fatto questo omaggio. Senta, ma questo Sì. omaggio in denaro era collegato a qualche cosa? Era collegato a No. qualche ragione? Lei si è fermata, ha avuto dei rapporti di natura intima con il Presidente Berlusconi? Assolutamente no, io a 00:30 ero a casa, che c'era anche mia madre, oltretutto, che abbiamo parlato, ho raccontato della serata Lei anche alla mia sa mamma. se l'onorevole Berlusconi in quella serata ha dato anche altre somme di denaro ad altre persone? Allora, io sapevo che ad altre 2 ragazze aveva dato la somma di un altro regalo, sempre ragazze che avevano fatto il reality con me, la pupa e il secchione, Ricorda i nomi? Ludovica Leoni ed Elena Morali. E le altre ragazze presenti quella sera, lei sa se anche tutte le altre hanno avuto delle somme di denaro, o se gliel'hanno raccontato, se l'ha visto lei? No, non posso dirlo. Non so. Lei sa se qualcun'altra ha avuto delle somme maggiori di quelle che ha avuto lei? No, non ho visto, non posso dire, no. Lei ha avuto modo poi di commentare al telefono con le amiche o con qualcuna delle sue amiche, in particolare con Giovanna Rigato, Sì. queste elargizioni? Sì. E non le risulta che qualcuna abbia avuto più denaro? No, concretamente non ho visto nulla di questo, quindi cioè, uno può ipotizzare, ma non posso, diciamo, rispondere con certezza, posso... Senta, lei sa poi se quella sera qualcuno è rimasta lì a dormire? No, anche questo non... Cioè io sono andata via, le ripeto, a 00:30 e c'erano ancora delle persone lì che magari, non so, stavano parlando... No, se guardi, è una Sì. telefonata che ha già letto, sono procuratore poco fa, Sì. lo dico per il Tribunale, è la telefonata del 29/2010, ore 13:49:21, telefonata numero 00210, pagina è la 23, sì, e lei avrebbe detto al Giovanna Rigato: lei è rimasta a dormire, lei Rigato domanda a chi? Lei risponde la Fico, la donna risponde vabbè dai. Ecco, lei ricorda questa conversazione? Sì, ricordo di essere andata via e di aver visto Raffaella Fico che era ancora lì nella casa, però, cioè, essendo andata via, magari lei poteva anche essere andata via 5 minuti dopo di me, o comunque essendo di Napoli, magari ha dormito lì, dato che la casa è grande, però non... Quindi lei, scusi, non aveva la certezza che No. fosse rimasta lì a dormire, era una sua No. supposizione? Sì. Capito. Ecco, successivamente lei poi ha frequentato ancora la casa dell'onorevole Berlusconi? Qualche volta sì. Sì. Ha avuto modo di avere ancora delle somme di denaro? Sì, perché praticamente purtroppo diciamo non sto molto lavorando a causa di questa cosa qui, che sono stata abbastanza infangata anche su internet, vari blog, insomma non ho un'immagine in particolare sia in Rai ma anche in Mediaset stessa purtroppo, quindi qualche mese fa mi ha dato un aiuto di 10.000 euro per incombere anche a tutte le spese tra dentisti, cioè ogni giorno ho delle spese da affrontare, quindi mi ha dato un aiuto. Le ha dato questa somma. Va bene, grazie, però non ha altre domande. L'avvocato Lungo? La procura? Poche domande. Torniamo un attimo alla serata del 19. Lei è rimasta fino alla fine, ha detto, no? Della serata. Non è rimasta a dormire, però è rimasta. Come è andata? È rimasta fino alla fine? Sono rimasta fino a 00:30, c'erano altre persone poi lì quando sono andata via. La serata era finita, voglio dire. Sì, abbiamo finito di cenare. Ma te l'aveva detto prima. Senta, com'è andata quella sera ad Arcore? Allora, io sono arrivata in No, ritardo. scusi un secondo, interrompiamo perché poi dopo non si capisce. Avete finito di cenare a che ora? Verso mezzanotte, perché io sono arrivata lì alle 10:30 e avevano appena iniziato a cenare, quindi insomma mezzanotte. E a 00:30 è andata via? Sì.
Poi su questo torneremo. Come è arrivata ad Arcore quella sera? Come sono arrivata? Sì, nel senso, con quale mezzo di trasporto è andata? Allora, sono arrivata in macchina e ero, diciamo, a fare un'ospitata come madrina, dovevo fare il taglio di Po con il sindaco, insomma, avevo questo evento. Sono arrivata tramite appunto Beppe Pettinato, che era l'accompagnatore di questo evento, e siccome era già tardi mi ha accompagnato. Beppe Pettinato chi è? Un collaboratore della LM di Lele Mora, diciamo, dell'agenzia che aveva. Un collaboratore di Lele Mora, quindi l'accompagnò Pettinato. Sì. Lele Mora dette un'indicazione sul punto perché lei fosse accompagnata ad Arcore, se lo ricorda? Sì, Se lo dispose lui l'accompagnamento. Sì, cioè io chiamai, adesso non mi ricordo se chiamai tramite, cioè verbalmente a voce oppure tramite SMS chiedendo appunto che ero in ritardo, già non volevo presentarmi da maleducata perché era tardi, quindi ho detto no, fatti accompagnare da Beppe Pettinato, non ci sono problemi, e sono andata. Quella del 19 settembre. Chi ha detto questa cosa? Fatti accompagnare da Beppe Pettinato? Lele Mora. Quella del 19 settembre era la prima volta che lei andava ad Arcore? Sì, tramite la Maristel Polanco che praticamente, finisca le frasi. no, volevo ripetere che già venerdì l'avevo, posso ripetere anche le cose che diciamo ho ripetuto venerdì? Sì, perché il collegio ecco, ovviamente ok, è perfetto. diverso. Praticamente Maristel Polanco mi aveva detto che il presidente mi aveva vista la pupa e il secchione, poi stavamo facendo Colorado e quindi voleva molto conoscermi, dato che l'avevo, diciamo, rallegrato in televisione con delle battute, insomma il mio ruolo comico, quindi voleva conoscermi dal vivo e sono andata volentieri a conoscerlo io, quindi tramite questa ragazza che aveva fatto dei programmi televisivi con me. Bene signora, torniamo sui tempi di permanenza ad Arcore. Sì. Allora lei è arrivata e ha cenato. Sì. Poi cosa è successo? Ho cenato, poi diciamo dopo la cena c'era della musica, c'era Dove? lì nella sala. Quale sala? Nella sala è gigantesca, una sala dove si mangia, dove si cena, si pranza. Quindi nella stessa sala, stiamo parlando del 19 settembre Sì, 2010, dove sì. avete cenato, mandavano della musica. Poi c'è stato C'era un della dopo? musica e c'è chi cantava, insomma ognuno, c'era totale libertà, quindi magari Sì. c'erano delle persone che prendevano il microfono e si esibivano con delle canzoni, insomma. Dopodiché mi ha fatto visitare anche un po' la casa perché ero curiosa anch'io di vedere un pochino, di sbirciare, quindi mi ha fatto vedere un po' il giardino. Mi ha fatto l'onorevole Berlusconi. Sì, cioè, mi ha fatto non vedere la casa perché C'è stata una fase della serata in una discoteca all'interno della stessa abitazione? mi ha fatto visitare anche il piano di sotto dove c'è il teatro, c'era uno schermo gigante dove mi ha detto che lì di solito, cioè, appunto si vedono le partite, c'è un mega schermo e cioè, non era una discoteca come ho detto anche l'altra volta, ma una sala teatro, ecco, non. E lei una discoteca, un locale adibito a discoteca con un palo da lap dance al centro, l'ha visto? No, io ho visto dei quadri al muro e ho quadri? visto come il resto della casa era la. E c'è stata una fase della serata in cui le ospiti ballavano all'interno di questo locale? E no, ballavano più che altro a cena, cioè c'è chi si alzava, diciamo, con la musica a ballare, ognuno, diciamo, faceva quello che voleva. Ma signora, lei fino a che ora è rimasta? Ha detto mezzanotte e mezza, Sì. ho capito male? Ecco, ma nel momento in cui lei va via, Sì. anche le altre ospiti stavano defluendo, stavano andando via? Sì, Sì. Allora lei ha detto che ha ricevuto dei soldi. Quanto ha ricevuto? 2000 euro. 2000 euro. Quella sera era presente anche Rigato Giovanna? Sì, Rigato Giovanna è rimasta fino a quando è rimasta lei o è andata via prima? è andata O via dopo? prima, un po' prima. Prima quanto? È andata via un'oretta prima, forse. Un'oretta prima. Senta, è stata retribuita, ha avuto in dono questi soldi solo lei o anche altre ragazze? Che lei sappia. Come avevo detto anche prima, praticamente so di certo Ludovica Leoni e Elena Morali. Benissimo, l'aveva detto, esatto. E lei sa, questo non l'ha detto però, se c'era una differenziazione di importi dati alle diverse ospiti? Non lo so. Può Non essere. abbiamo Sì. sentito, scusi. Non lo so. Non lo sa. Perché io le ricordo che è stata captata, intercettata una conversazione fra lei e la signora Rigato il 20 settembre 2010 alle 13.49, il progressivo numero 210, dove lei a pagina 22 di 25 dice, anzi lo dice, parto con la Rigato, niente, dai invece niente, bene, anche per te che ieri sei andata e hai preso.
così che no, e lei risponde, sì vabbè, aveva anche delle buste da 5 e da di più, allora io sono contento, ma non allora, praticamente mi ha dato uguale alle altre, a Ludovica e ad Elena. Quindi è lei che parla, signora. Quindi le risulta ci fossero anche delle buste da sì, 5? ma non so, cioè magari non le ha date a nessuno, nel senso io con i miei occhi non ho visto che, cioè ha dato E lei delle come cifre. fa a sapere, scusi, l'importo delle buste? Perché avevo visto che c'era un ufficio con delle buste con degli importi sopra trascritti, cioè sulla mia non c'era scritto nulla, ma... Cioè l'onorevole Berlusconi dava delle buste alle ragazze No, scrivendo no, l'importo no, sulla no. busta? No, non erano... Sarebbe poco elegante, allora? Sì, infatti, alla mia non c'era scritto nulla, però avevo sbirciato, avevo visto che c'erano delle buste con altri importi e quindi ho detto questo, ma... Scusi, come si fa a sbirciare e a capire che sono 5.000 euro, signora? C'era scritto sulla busta. Ah, quindi sulla busta c'era scritto Non l'importo? sulla mia. Non sulla Su sua, quelle che ho sulle visto, altre? sì. Ah, ho capito. Quindi c'era scritto l'importo ed erano tante le buste? No, non tantissime. Non tantissime. E lei sa a che titolo queste ulteriori ospiti rispetto a lei percepivano 3.000 o 2.000 o 5.000 euro? No, non so nulla di questo. Non lo sa. No. Non ha mai detto che qualcuno percepisse 5.000. No, le buste stavano lì per Le bellezza? buste sì, ma non C'era ha di detto che tutto erano di nell'ufficio. bellezza. No, non parlate tra di voi in questo modo, e quello che dice comunque viene registrato, per cui non c'è motivo di stare a ripeterlo. La mia era un'opposizione, evidentemente. C'era di tutto nell'ufficio, varie documentazioni, c'erano vari documenti, ho guardato quello, però diciamo... Bene. Ma lei ha visto le ospiti della serata del 19-10 o alcune delle stesse aspettare, non so se in fila o meno, per percepire dei soldi? Per parlare, cioè non so poi se percepivano soldi o comunque per magari ognuno parlare delle cose che volevano loro, cioè io non ero presente quando hanno parlato le altre persone con il presidente, quindi non posso dire. Perché nelle intercettazioni di cui al progressivo numero 203 del 20 settembre 2010 alle 3.42 c'è una conversazione sempre fra lei e l'Arigato, sono a pagina 17 di 25, dove dice: volevo dirti che a me non ha mica dato niente, sai, l'Arigato. E lei risponde: va meglio, vuol dire che, Rigato, ma secondo te perché alcune dà e alcune non dà? Riso lieve, così, perché per me se ne sarà dimenticato. Se è andata via prima, così, a tutte ha dato 2.000? E lei risponde: a me Ludovica e Elena sì. Lei dice l'Arigato: non so, va bene, è uguale, dai, cioè, no, ma forse. E poi l'Arigato dice: lui non mi ha detto aspetta, vieni di là, comunque però ho visto che anche la guerra e le altre aspettavano. E lei risponde: comunque anche altre sono andate, però non mi ricordo chi, ma io ho visto la guerra, Maristel e altre che aspettavano dopo di voi. Allora, ci può svelare il senso di questa conversazione? Cosa aspettavano le ragazze? Non aspettavano di parlare, poi non so cosa nello specifico, ognuno avrà detto la sua a riguardo di quello che voleva dire, Perché? non c'ero io lì presente però. No, ho capito, però la sequenza logica, e non credo di suggerire nulla, il Tribunale dispone dell'intercettazione, è che prima si parla di soldi e poi si dice che anche le altre ragazze aspettavano per riceverle. Aspettavano, cioè io poi non posso dire, è una mia supposizione che posso pensare che ricevessero qualcosa oppure no. Immagino comunque per parlare di ognuno di quello che insomma volevano parlare. Non c'ero presente io poi quando loro... Lei conosce Nicole Minetti? Ora so chi è, non la conoscevo. Allora? No. Non la conosceva, No, ma assolutamente. vedendola oggi, l'ha vista in fotografia la Minetti? Sì, ora ho capito chi La è. riconosce come presente a quella serata? No, Quindi non conosce nemmeno la signora Tumini Melania? no. Va bene. Quindi non ho altre domande. Scusi, Avvocato Longo, una precisazione. Senta, signora, ci racconti nel dettaglio, cioè quando lei riceve questa busta, sulla quale non era segnato alcunché, lei dove si trovava, dove aspettava, ci racconti tutto quello che ricorda. Nell'ufficio, in una stanza adibita d'ufficio, immagino, del presidente. Sì, ma prima di accedere a questa stanza, lei dove ha aspettato? Un'altra stanza, una stanza normale. Una stanza normale, ma era vicina a questo studio? Sì. Ed era da sola ad aspettare o era in compagnia di altre persone che erano presenti alla scena?
E no, c'erano altre persone che si stavano anche mettendo magari il cappotto, cioè è verso l'uscita, quindi insomma c'erano altre persone, però non le so dire adesso i volti e i nomi delle persone che c'erano. 2, 3, 5, Io 10. ricordo solo Ludovica Leoni ed Elena Morali, cioè non è che conoscevo tutte le persone che erano presenti lì, anzi la maggior parte mai viste in vita mia e neanche non le ricordo neanche. E quanto tempo ha atteso di essere ricevuta in questo studio dall'onorevole Berlusconi? Pochissimo, poco. Qualche minuto. Allora, ci racconti quando entra, quindi accede in questo studio, chi c'era oltre lei e il Presidente del Consiglio? Basta. Come è andata? Lei ha detto sbirciare, allora ci faccia capire che cosa intende per sbirciare e riferisca nel dettaglio quello che è successo nel momento in cui è entrata in questa stanza adibita a studio, come dice lei. Per sbirciare intendo guardarmi molto intorno per la curiosità di essere a casa del Presidente, quindi insomma guardavo gli oggetti, i quadri, tutto ciò che era intorno a me, quindi intendo questa parola sbirciare in questo senso. E niente, il Presidente mi ha detto questo è un omaggio che hai vinto anche il reality, quindi ti omaggio di questo regalo, l'ho ringraziato. E insomma, io spero di vederti presto, sono stata molto bene in questa cena, grazie mille, spero ci sia una prossima volta perché è vero che... Senta signorina, lei prima nel rispondere alle domande dell'avvocato e poi del collega San Germano, lei ha detto che sbirciare, cioè si era 5.000 rispetto alla differenza delle 2.000, era perché aveva sbirciato. E siccome lei ha precisato sulla mia busta non era segnato alcunché, quindi lo sbirciare, poi ci descriverà i quadri per carità, ma lei ha usato il verbo sbirciare riferito alle buste in cui c'era annotato 5. Sì. Ecco, dove le ha viste? Quindi lei ribadisce che quelle buste le ha viste. E dove stavano? Erano lì insieme ad altri documenti, cioè non è che c'erano solo le buste, è una stanza piena di cose adibita appunto ad ufficio, quindi visto che c'erano dove erano queste buste che lei ha visto? Per terra, su un divano, su una libreria, su una scrivania? Tipo scrivania, sì, insieme ad altri documenti avevo visto. Sì, su una scrivania. Ma lei quanto tempo si è trattenuta in questa stanza? 2, 3, 4, non ho contato con l'orologio, però davvero molto poco, il tempo di salutarci e insomma di dire 2 parole. Io non le chiedo ovviamente l'orario esatto, ma possiamo quantificarlo in 5 minuti, meno di 5 minuti o di più di 5 minuti? 4-5 minuti. E lei è rimasta in piedi o si è seduta? No, in piedi. Cosa, scusi? Ero in piedi. Era in piedi. E dove? Nella stanza? E dove si trovava l'allora Presidente del Consiglio? Eravamo lì tutti e due nella stanza, qui c'è la porta, insomma, vicino alla scrivania, lì all'interno della stanza, adesso proprio di preciso non... Ma il Presidente del Consiglio era seduto al di là della scrivania o era vicino a lei? No, era in piedi, eravamo in piedi, ci stavamo guardando negli occhi e parlando, mi ha detto continua così in televisione, spero che... Io gli ho detto insomma che vorrei farla comica, queste cose, cioè io ho anche diciamo detto quello che mi piacerebbe continuare a fare in televisione dato che le sue reti... Certo. Quindi... Allora ci può spiegare come ha fatto in meno di 5 minuti con il Presidente del Consiglio che le stava vicino a lei e vicino alla scrivania a sbirciare e vedere queste buste diverse dalla sua in cui era segnato 5, 2 e quant'altro? Basta anche una questione di secondi, neanche di minuti, basta buttar l'occhio. Lei ha detto che la scrivania era ingombra anche i documenti? Ho guardato tutto infatti, c'erano i giornali, cioè... Con un'occhiata sono riuscita a vedere quello che c'era, insomma, tanti oggettini anche molto belli, tante cose. E come erano grandi queste buste? No, normali. Normali lei che intende per normale? Quelle che si spediscono, le buste normali, quelle da lettera. Normali. Bianche, di colore bianco, quelle normali. E la sua? Bianca. Era uguale?
No, era uguale nel senso come Non c'era tipo di scritto busta. nulla e mi sembra forse la stessa grandezza, però non so, cioè non posso metterci la mano sul fuoco che erano identiche. E lei l'ha aperta lì questa busta? No, davanti a lui si è aperto, no, neanche il bracciale, ho aperto dopo, ho detto grazie del regalo. E il Dopo. formato delle banconote se lo ricorda di questa somma pari a 2.000 euro se non mi sbaglio, vero? 500, da 500 dovrebbero essere. Non ho altre domande. Prego, avvocato Longo. Grazie signor Presidente. Buongiorno. No. Questa stanza dove lei ha incontrato, secondo quanto narrato, l'onorevole Silvio Berlusconi in allora, dove si colloca? Al piano terra, al primo piano della casa, se lo ricorda? Dovrebbe essere il piano intermedio, cioè il primo piano, sì, non è... No. Primo piano. Intendiamoci sul concetto di primo piano. C'è un lei ha descritto il teatro che ha visto. Era il piano sopra il Sì, teatro? sì. Che è il piano terra? Sì. Va bene, il Sì, piano sì. terra. Ok. Senta, lei ha parlato di queste buste e di queste persone che aspettavano fuori per parlare col Presidente, ma la domanda che voglio rivolgerle è questa. Lei ha visto il Presidente consegnare buste ad altre ragazze quella sera? No. Lei ha avuto modo però di sapere dalla Morali Elena qualche cosa? Vuole ripetercelo? Sì, che era stata omaggiata di... C'era lei quella sera, la Morali Elena? Sì. Sì. E la Morali Elena le disse? Che aveva appunto avuto 2.000 euro come omaggio dal Che Presidente. aveva avuto anche lei. Sì. La Morali Elena era ancora lì quando lei è andata via dopo che aveva parlato col Presidente Berlusconi o era... Forse era già andata via, Forse era andata via. o nello stesso momento, forse insieme, più o meno, sì. E dalla Ludovica Leoni le ha avuto confidenze su se era quella sera Ludovica Leoni? Sì. Sì. E la Ludovica Leoni le ha saputo dire, le ha detto qualche cosa su questa, se ha avuto anche lei un regalo? Sì. Di quanto? 2.000 euro. Mentre invece, come abbiamo visto, la Cipriani le disse... No, scusi. Scusi, pazienza, mi sto confondendo. La Rigato ha detto che non aveva ricevuto nulla. Queste sono informazioni dirette che ha. Sì. Allora, secondo quanto le dice la Rigato, non ha ricevuto nulla. Sì. Quanto le dice la Elena Morali, ha ricevuto 2.000 euro. Sì. Quanto la Ludovica Leoni ha ricevuto 2.000 euro. Altro lei non sa. No. Se non l'esistenza di queste buste con questa cifra sopra. Grazie, è tutto. Grazie a lei. Ha finito? Grazie, buongiorno. La ringrazio, arrivederci, buongiorno a tutti.